Cari amici della Via dei Presepi, ben ritrovati. Stiamo di nuovo percorrendo per voi un tragitto immaginario alla scoperta dei presepi del territorio, che vi invitiamo comunque a visitare perché sono delle vere opere d'arte. Siamo qui quest'oggi a Gaiarine, siamo con Alessandro e Mauro, alcuni dei protagonisti di questo presepe. Partiamo con Mauro. Mauro, un'edizione veramente speciale questa. Sì, per noi quest'anno è un anno di orgoglio, in quanto abbiamo raggiunto i 25 anni di attività. Tutto è partito nel 99 e pian piano abbiamo prima cominciato come tanti altri nostri colleghi a fare un presepio popolare, per poi passare, cercare di smarcarci un po' dalle realtà che abbiamo nei nostri dintorni e poter presentare qualcosa di nuovo, e siamo tornati al palestinese. Il presepe presenta, intanto ha di particolarità il fatto di entrare in una grotta. L'abbiamo realizzato proprio per far provare alle persone che vengono, ai visitatori che vengono dinanzi a questa realtà, che sono dentro nella grotta della Natività, da dove tutto è cominciato per noi credenti, e poi è rappresentato un po' l'ambientazione dei luoghi in cui è nato, di Betlemme. Poi abbiamo un pezzo di Gerusalemme inspaccato nella parte più lontana, però crea un po' l'attività anche lavorative che c'erano in quei momenti dell'ambientazione storica, insomma. Mauro, un'emozione palpitante nella tua Certo. voce. 25 anni sono tanti. Sempre. Alessandro, un ringraziamento è dovuto a tutti i collaboratori. Certo, siete parecchi quest'anno. Abbiamo un ragazzo in più, abbiamo il classico non perché per presenze Antonio, e poi c'è Fabio, una new entry di quest'anno, che ci ha dato una mano grande, perché è molto preparato. Abbiamo avuto il piacere di testarlo, ecco, e si è rivelato un buon acquisto, ecco, diciamo così, un buon acquisto. Comunque sì. Alessandro, adesso i bagoni sono finiti, il 1° gennaio ce lo siamo lasciati alle spalle, siamo a riposo. Oggi 2 gennaio, i telespettatori dove devono venire e in che orari, fino a quando? Allora, possono venire tranquillamente qui fino al 7 gennaio. Il presepio è aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19 di sera. Dal 7 gennaio in poi è aperto solo la domenica. Ci sarebbe un numero di telefono per le prenotazioni. Mauro, se vuoi dirlo tu. 350 976 4684. Ecco, questo è il numero per le prenotazioni. Chi vuole prenotare, naturalmente ci deve essere un gruppo, 3-4 persone, una decina di persone, per poter dire prenotiamo, andiamo a vedere il presepio, e noi saremo ben lieti di ospitarli e di descrivere anche il presepio.